Una notizia esclusiva per i tifosi del Napoli. Gli azzurri hanno messo gli occhi su un altro talento sudamericano che potrebbe rafforzare la squadra nella prossima stagione. Il colombiano Richard Rios, del Palmeiras, è emerso come un obiettivo strategico per Antonio Conte e Giovanni Manna. Prima di approfondire i dettagli di questa possibile trattativa, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Lascia il tuo like e segui le ultime notizie di mercato. Richard Rios, centrocampista versatile e tecnico, si è messo in luce al Palmeiras e sta già attirando l'attenzione del Napoli. Con i suoi 185 cm e la capacità di giocare sia come centrocampista basso in un centrocampo a 2 che come centrale in una formazione a 3. Il giocatore classe 2000 è considerato un promettente prospetto pronto a brillare in Europa. Il Palmeiras, però, non gli renderà facile la partenza. Il club brasiliano chiede 25 milioni di euro subito. Ma la cifra potrebbe salire dopo il mondiale per club del luglio 2025, dove il giocatore sarà sotto i riflettori. L'amicizia di Rios con David Ospina e Nathan Sousa, ex giocatori del Napoli, ha alimentato le voci sulla sua preferenza per il club italiano. Nonostante ciò, il Palmeiras è propenso a trattare solo in estate, per aumentare il valore del giocatore durante il torneo intercontinentale. Ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli, vale la pena investire in Richard Rios a quel prezzo? Sarebbe il rinforzo ideale per il centrocampo del Napoli nella prossima stagione? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e continuate a seguire il canale per ulteriori notizie sui movimenti di mercato.